Si ferma a Enna il cammino della Pro Favara verso la fase nazionale dei play-off del campionato di eccellenza. L'incontro giocato ieri al Gaeta ha visto una cornice di pubblico delle grandi occasioni con i tifosi delle due squadre che hanno affollato numerosi gli spalti con coreografie e cori che nulla hanno da invidiare alle tifoserie di categorie superiori. Alla fine la spuntata Lenna che si è imposta per 3-0, un risultato maturato tutto nella ripresa, un passivo troppo pesante per i favaresi che specialmente nel primo tempo hanno disputato un'eccellente partita. La Pro Favara, che proprio nella prima parte di gara ha giocato con autonomia, ha pressato gli avversari e sfiorato il vantaggio in almeno due occasioni, con Miano che tira a botta sicura ma il portiere respinge e con Retucci il cui tiro fa la barba al palo della porta difesa da Di Carlo. Nella ripresa la Pro Favara subisce un netto calo, gli ennesi si fanno sempre più pericolosi e vanno in vantaggio al 50° con Cocimano che solo in area non ha nessuna difficoltà a battere i re. Un gol che disorienta la Pro Favara che subisce il raddoppio ancora con Cocimano. Pro Favara che prova a reagire ma spreca una grossa occasione con Graziano che solo davanti al portiere si fa parare un gol già fatto. Poco prima del 90° il veloce contropiede ennese con la rete di Cairoto che decreta il pesante 3-0 finale. Sì, intanto faccio i complimenti all'Enna per il passaggio del turno. Per quanto riguarda noi credo che abbiamo disputato un ottimo primo tempo, abbiamo avuto qualche occasione, non l'abbiamo sfruttata e abbiamo cesso qualcosina, però credo che il primo tempo sia stato abbastanza equilibrato. Poi si è rotto un po' l'equilibrio appena abbiamo subito il gol e di lì è andato un po' tutto a salire perché ho dovuto fare un po' di cambi, mettere degli attaccanti per cercare di recuperare la partita, ci siamo un po' sbilanciati e abbiamo concesso qualcosa a una squadra che quando riparte fa male, però devo dire che non ho nulla da rimproverare a questi ragazzi perché veramente hanno dato tutto dal primo fino all'ultimo, anzi li ringrazio per quello che hanno fatto in queste finali, semifinale e finale playoff e per tutto il campionato perché credo che abbiamo fatto qualcosa di importante. Mi dispiace per la società, per il pubblico che oggi era in massa, volevamo regalare qualcosa, non ci siamo riusciti, però credo che usciamo a testa alta da questa competizione. Sicuramente resta l'amaro in bocca, ma credo che ci sia poco o niente da rimproverarsi. No, assolutamente, la mano in bocca rimane, è una finale, tutti ci teniamo a vincere, credo che poi il risultato di 3-0 sia anche un po' pesante perché abbiamo lasciato troppi spazi per cercare di recuperare la partita e l'abbiamo pagati, però sapevo che poteva andare così, lo dico, l'ho detto prima, lo dico anche adesso, non ho nulla da rimproverare, usciamo a testa alta, mi dispiace per i ragazzi che ci credevano, però il calcio è fatto anche di sofferenza, di episodi, alla fine c'è chi vince e che c'è chi ha dei rimpianti, però bisogna andare avanti a testa alta. Lo ha detto lei, sicuramente anche un pubblico che ha sostenuto la Pro Favara fino in fondo con un applauso finale meritato. Assolutamente, io li ringrazio perché oggi veramente erano in tanti a seguire la squadra, quindi vuol dire che ci tenevano tanto come ci tenevamo tanto anche noi, quindi è un applauso a loro, ma non solo per questa partita, anche per tante altre partite che ci hanno sempre seguito. Da parte nostra credo che in questa stagione abbiamo regalato veramente dei momenti importanti. Peccato non aver regalato l'ultimo, però il calcio, come ho detto prima, è fatto anche di questo, c'è chi vince, c'è chi perde, c'è chi soffre e oggi l'Enna ha meritato di vincere, quindi complimenti a loro. Abbiamo battuto un degno avversario, abbiamo lottato a denti stretti tutte e due le squadre e poi noi abbiamo fatto dei gol importanti che modestamente si vedono in altre categorie. Un'Enna volenterosa, un'Enna caparbia, un pubblico amico, devo dire anche da ambo le parti a sostenere ognuno i propri colori. Io sono andato insieme ai miei ragazzi anche sotto il pubblico del Favara perché questa è stata una giornata di sport, è andata bene per noi, però auguro le migliori fortune alla città di Favara.
Si dice sempre che i playoff sono un campionato a sé e adesso insomma la salita è ancora più irta e più ripida. Guarda, io li ho vinti 2 volte e lo so quanto è difficile, però provarci, sognare, però facendo del lavoro serio non costa niente, ecco. È stato comunque un bel campionato quello disputato dalla Pro Favara, che con l'arrivo a campionato già iniziato di mister Gaetano Catalano ha subito raggiunto i vertici della classifica, giocando alla pari un torneo di eccellenza tra i più belli degli ultimi anni, piazzandosi alla fine al terzo posto, posizione che le ha permesso appunto di disputare i playoff. Un grande impegno della dirigenza che non ha mai lesinato forze per cercare il passaggio di categoria, un impegno riconosciuto anche dai tifosi e dagli ultras che anche ieri sono accorsi numerosissimi a Enna, incitando i giallo-blu fino alla fine e tributando loro un caloroso applauso nonostante la sconfitta e l'uscita dai playoff.